Io sono l'appuntato lococo, io faccio il poliziotto per gioco. Chi c'è nel rapino politiama? Gli accudi chiamano allo cocco da madama. Ti fanno uno scippo alla stazione, lococo è pronto ed entra a generazione. Ti fanno pure fesso magistrato, oggi è di moda ma lococo in agguato. Io sono un segugio vivente, compiuto prorompente, a me non sfugge niente. Io tengo il sacrosanto dovere di far piazza pulita, sta città è troppo bandita. La pena a mano armata, vigente sgangolata, inseguimenti polizia, sparatoria fucilia. Oramai è una camoria, è una camoria, carosi, fate attenzione senza sgarare perché lo coco gli è tremendo. Lo Coco e la P38 sono fratelli gemelli, siamese sono, ah! La porto sempre qua, la P38 che ha attaccato tanto cianca all'estrazione risulta più veloce di Tom Megas, che confronta lo Coco gli è un povero paralitico. Carusi, state attenti a non sgarare, perché vi avvio se arrivano non appresso all'auto canti e con, perché lo Coco tiene la licenza, che ridi cretino, che ridi? Ti pare che c'ho la licenza elementare? È ora di finirla che ho fatto la del poliziotto che è ignorante. Lo Coco è laureato in giurisprudenza, più che altro in giudice perché la prudenza la devi tenere tu, sporco sovversivo. Che ridi, che ridi? Ti ammette la testa opposta, la testa o partito, capisti? Lo Coco gli è tremendo soprattutto chi lazza, spengolare, scippatura e delinquente comune. Ma soprattutto chi scippatura, Con tutti i scippatura sono tremendo, con tutti i scippatura sono tremendo. Comunque, ora io vi voglio raccontare di un'operazione di polizia che ho eseguito con brillantezza e maestria assieme all'appuntato Scalea. Mi era giunta una segnalazione che in via del Guardione c'erano stati dei movimenti, diciamo noi altri, di donne con lo sfizio e con poco pregiudizio, che camminavano senza gonne, maneggiando cose tonde. Io avevo già sentito parlare di questo ritrovo mondano, di questo giro di droghe, iniezione, prostituzione. E allora ci disse a Scalea, venite subito, cammina con me, leghiamoci in quella via. Appena arrivati, decidemmo di suonare per farci annunciare. Al citofono mi risponde una voce alquanto strana e io mi faccio e mi dico, ma sarà un frocio o una bottana? Pronto? Vuoi salire? Sesto piano interno 3 e ascensore non ce n'è. E se poi un buocchianare, pensate non so che fare. Fammi leggere il giornale, va si nasce in premura e tu faccio su misura. Guarda Scalea, bello presto. Acchiariamo, spacciamoci con a sti depravati. Appena arrivati, ci fecero togliere i vestiti, usanza della casa, vuol dire se presenta una firma navata 2,50 m. Ne fanno zasere in una stanza che luce tutto offuscate, un letto tutto sconzato, una sedia a stile rococò, una fotografia di Enza Sampò. Ad un tratto la luce si astutò, una mano mi toccò, qualche cosa mi afferrò, e Scalea mi va so, Scalea, ma che fai? Niente, lo Coco, questi sono i cosiddetti piaceri della carne, ma quella carne è carne, veniamo a fottere, io adesso fottuti di te, appuntato, la verità è questa, che lei è lo Coco e fa il poliziotto per gioco, io invece sogno l'appuntato Scalea, mi leva la veglietta e mi faccio fare pulizia. Meno male che c'è lo Coco, quasi per gioco, lui se salta e ti sconfigge, il pericolo te lo respinge. Meno male che c'è lo Coco, poliziotto quasi per gioco, lui se salta e ti sconfigge, il pericolo